Oggi al Teatro Pirandello un incontro con la scrittrice fisica Gabriella Grayson, un momento bello e importante, un incontro culturale che Leonardo, continua nella sua scia. Sì, oggi siamo onorati di ospitare Gabriella Grayson, la rockstar della fisica in Italia, così come la definisce il Corriere della Sera, la donna della fisica divulgativa in Italia, un influencer geniale che attraverso i libri e le opere teatrali divulga le discipline scientifiche in un approccio assolutamente vicino ai nostri ragazzi. Per noi rappresenta infatti la prima attività di un percorso STEM che stiamo dedicando ai nostri alunni per far eccellere i loro talenti, facendo in modo che la prospettiva della metodologia didattica passi da una concezione meramente teorica ad una concezione applicativa della fisica. Del resto la matematica e la fisica le ritroviamo nella vita e nelle azioni quotidiane, e questo è giusto che i nostri ragazzi, è giusto che di questo i nostri ragazzi prendano atto. Come diceva Galileo Galilei, la matematica e la fisica sono il gran libro scritto della storia, e del resto prendiamo atto sicuramente che le tecnologie ci insegnano che è vinta la scommessa per cui l'uomo non è fatto per vivere come bruto, ma per seguire virtù e conoscenza. Oggi ad Agrigento per un'esperienza sicuramente bella, in una città che nel 2025 sarà capitale della cultura, l'incontro con i ragazzi dell'Istituto Leonardo. Ecco, quali saranno le tematiche che spiegherà agli alunni? Guarda, io racconto storie a teatro, e questo spettacolo che porto oggi qui al Teatro Pirandello, magnifico, è Sei donne che hanno cambiato il mondo. È tratto dal mio libro Sei donne che hanno cambiato il mondo, pubblicato con Bollati Poringhieri, e credo che oggi più che mai sia il momento di raccontare queste storie di grandi donne che con la loro professione hanno cambiato il mondo, hanno creato un nuovo modo di vedere la vita e di intendere la vita in un argomento, la fisica, che è sempre stato l'appannaggio degli uomini. La fisica era lo svago degli uomini, e alle donne era concesso un altro svago, no? Curare i malati, stare con la famiglia, fare figli. E loro, quelle che racconto, da Marie Curie a Rosalind Franklin, da Hedy Lamarr a Mileva Maric, hanno invece lottato per essere se stesse anche nella professione, quindi si può essere entrambe le cose, madri, genitori, mogli, ma anche realizzarsi nella propria professione, e questo è l'augurio che faccio a tutti. Ecco, da cosa è scaturita l'idea di raccontare su queste personalità, anche internazionali? Io sono fisica e la mia formazione è questo. Queste donne che racconto fanno parte del mio percorso formativo. Io ho vissuto all'estero, ho vissuto a Parigi, in America, e sono tornata in Italia con l'idea di far vedere anche qui che cosa succede fuori. Dunque queste donne hanno scavalcato i confini, perché se penso a Marie Curie la conosciamo tutti, hanno fatto un sondaggio: chi è la scienziata a cui vorresti aspirare? Tutte le ragazzine, 99% hanno detto Marie Curie, quindi diventa sempre lei il riferimento. Figuriamoci, 2 premi Nobel in 2 materie scientifiche diverse, la prima donna ma anche l'unica tra gli uomini a aver raggiunto questo primato. Ecco, le donne che racconto non hanno raggiunto però solo primati, sì, ma hanno vissuto anche abissi, baratri, incertezze, insicurezze, e mi piace raccontare anche questo di queste grandi scienziate, perché specchiandoci nelle loro vite vedo riflessa la parte di me stessa di cui prendermi cura come il più prezioso dei regali della vita. Un aneddoto sulle tante figure, un qualcosa di particolare così che Guarda, da raccontare, da sottolineare? Mi piace raccontare Hedy Lamarr, che è stata una grande diva di Hollywood, ce la ricordiamo tutti in Sansone e Dalila, L'inferno ci accusa, L'animale femmina, ha lavorato con Clark Gable, Spencer Tracy, Lana Turner, Judy Garland, però è diventata anche un'inventrice, e lei è la nostra inventrice del wifi, del Bluetooth, quindi noi usiamo i telefonini grazie a lei, eppure è stata la donna più bella del mondo, quindi in tutti noi si nasconde un animo scientifico e tutte noi ci possiamo realizzarci in qualsiasi campo.